Colette, le porte si aprono al mondo anche con questi volti e con questi sorrisi. Vieni amore, perché guardate queste due meraviglie qua, ve le volevo presentare. Come si chiama? Come ti chiami amore? Alice, Giulia Greca. E gli anni? Quanti anni hai? 7, 8. Guardate il nostro futuro com'è bello. Grazie. Ci vediamo dopo, bravissime. Però io per questo ballo volevo far notare una cosa. Vedi come loro hanno fatto... Che ballo era questo, Valeria? Come si chiama? Il suo ballo sub ottavi hanno fatto. Come gli inchini sono appena accennati, perché viviamo in un'isola e quindi le ginocchia ci fanno male. Invece gli ucraini e i serbi fanno questi inchini e queste giravolte che insomma si vede che non soffrono di umidità. Adesso vi esibite con l'altro ballo. Sutro Bedau. Grazie. Bellissima questa
ultima esibizione, soltanto per questa sera, però l'ultima, perché ci rincontreremo, ne sono certa, ancora per vivere momenti di festa qui a Villassoro, pure da voi. Questo scambio deve continuare sempre. Intanto godetevi questo meritatissimo applauso, ancora una volta. Bravi. Un passo avanti il Presidente. Prego bambini. Certo, certo. Un ricordo da parte del gruppo folk per i 40 anni. Bello anche questo scambio dei bimbi, hai visto com'è ben rappresentato anche l'abito dei bambini in entrambe le formazioni. Bene, e permettetemi ancora un applauso per il nostro amico Gianfranco, che è sempre la prima scelta tra le prime scelte dei gruppi folk, onorati sempre di ascoltarti. Grazie ancora. E li lasciamo salutare, vero? Vai, ci togliamo un po', così potete salutare.